Welcome to the midweek recap of English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia. New ARPA Friuli Venezia Giulia report highlights regional climate and environmental trends. ARPA Friuli Venezia Giulia has launched the summer edition of Terra Rara, its quarterly environmental magazine, alongside the annual climate report for Friuli Venezia Giulia. The presentation was, however, marked by a dispute between regional councillor and glaciologist over the causes of climate change. Sì, oggi abbiamo presentato questa rivista trimestrale da parte dell'ARPA, vuole essere sempre più vicina ai cittadini, in un linguaggio diretto molto semplice, cita quello che è lo stato dell'arte della nostra laguna, anche del nostro mare, e quindi andiamo a dare tutte le informazioni possibili, dati scientifici avvallati appunto dal lavoro quotidiano che fa l'ARPA. Questo non ho idea, perché da quello che ha detto era condivisibile il fatto che il clima è sempre cambiato e l'uomo negli ultimi 150 anni ci ha messo del proprio per aumentare questo. Nella storia di miliardi di anni della Terra e nella storia più recente dell'uomo. In passato, nella storia climatica della Terra, il clima è cambiato tantissimo, tante volte, in maniera più lenta, certe volte anche parossisticamente, in maniera rapida, ma sempre per cause riconducibili alla fenomenologia naturale. Adesso non sta più accadendo così. A new chapter begins for one of Italy's most iconic seaside landmarks. Terrazza a Mare, one of Lignano Sabbiador's iconic waterfront landmarks, is entering the final stages of its €18 million redevelopment plan and is expected to reopen by the end of the year ahead of schedule. The renovated complex will feature a beach club, an infinity pool, restaurant, wellness center, and event spaces, while operating entirely on electricity with modern energy-efficient technology. Sincera verità, ne ho fatti diversi sopralluogo, ma non l'avevo mai vista quasi completata. Ormai siamo davvero all'ultimo miglio, sta uscendo una terrazza mare molto molto bella, polifunzionale, che sarà in grado di arricchire ancora quella che è l'offerta turistica di Lignano Sabbiadoro della regione. Italian politician Calenda and Friuli Venezia Giulia's governor Fedriga debate freedom, Europe and Italy's future at Trieste Teatro Verdi. First of all, how to build up the United States of Europe, which is definitely the most important thing in order to preserve freedom and democracy today, given the fact that Europe is I wouldn't say the only place, but certainly the most important place where state of right, where civil liberties and freedoms are respected. So we need to build up something that is not only the place of freedom, but is also the place that is able to preserve freedom, which means to be a great power. And it's something we are not yet. Penso che ragioneremo su temi concreti, penso principalmente sulla politica internazionale, sul contesto geopolitico che sicuramente è molto complicato e su cui il Friuli Venezia Giulia ha un ruolo importante, anche vista la sua collocazione geografica. Trieste Charity Football Tournament raises more than €34,000 for Burlo Children's Hospital. More than €34,000 have been raised through the third edition of the charity event A Goal for the Children of Burlo, held last June. The funds will be used to purchase a new surgical light for Burlo Hospital's delivery room. Una nuova edizione di un evento a Rocco che si è tenuto a giugno, un evento dedicato al calcio ma anche alla beneficenza, quindi non solo sport ma attenzione per le mamme, per i bambini del Burlo Garofalo. L'obiettivo era replicare quello fatto l'anno scorso, che erano 20.000, che era già un risultato eccezionale, e siamo andati a 34, superati i 34. Questo perché è un evento profondamente sentito, un evento di comunità. C'è senso di appartenenza. From breakdance to Broadway-style production, Matteo Lo Piccolo is celebrated by his hometown. The city of Trieste recognized the achievements of tap dancer Matteo Lo Piccolo. Joined by his mother and grandmother, the family reflects on the significance of dance in building community and bringing joy to people across the world. For me, the important dance for Trieste will be like the expression that you can leave it to you without your voices. So just trying to connect with the other people, just moving or hearing your sounds with tap shoes. Italy faces third heat wave as temperatures soar towards 40 degrees Celsius. Surviving summer heat in Trieste. Well, we were swimming actually today.
It was very nice. And yesterday we've been in the city. Well, it is really hot, but we're trying to stay out of the sun as much as possible. And well, today we actually went to the beach, so that was nice. Even though the water is really warm, not really refreshing, but yeah, staying in the shade. Personally, today is not too hot, so it's very easy. I don't feel so much hot, so I'm okay today. It's easy. You can take an ice cream or stay at home. Actually having some nice Aperol Spritz. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.